Buongiorno squadra, volevi dire tu? No. Ok, allora oggi siamo nel bellissimo paesino di Cloud, che, no, ecco, giusto per far capire, e andremo a fare che cosa, Cris? L'anello del Monte di San Gualberto. Benissimo, cioè alla fine poi sulla cartina tabacco vi spiegheremo esattamente il giro, perché al momento abbiamo le idee un po' confuse. Via si parte. It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Arrivati a Cloud, lasciamo la macchina nel comodo e ampio parcheggio situato a meno di 20 metri dall'inizio del sentiero, un tracciato ben segnalato dall'inizio alla fine. Allora iniziamo subito il percorso con una bella salita, però in un contesto incredibile, con un panorama veramente eccezionale sulla vallata. Adesso andiamo avanti, via si parte. It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Are you gonna spill the truth, the waste your life away? Sitting on your fingertips, so I know what you'll say. Baby, don't bother you. Allora, per farvi capire, 14 gennaio 2023, non c'è un filo di neve, però tenete presente che questo percorso qua, se nevica o ghiaccia, ci sono due tratti con questi due ghiaioni che sono decisamente impegnativi, e quindi valutate prima di iniziare a fare il percorso. Allora, stiamo raggiungendo la sella dopo una salita veramente bella tosta, però l'emozione, ragazzi, di quando si raggiungono punti panoramici così è veramente incredibile. Allora, abbiamo raggiunto che cosa? La cresta di Val Tremuoia. Benissimo, e cosa facciamo adesso? Adesso facciamo le altre 4 cime che non mi ricordo come si chiamano. Fantastico. Ve le diremo lungo il percorso. Ma la risposta giusta era: lasciamo il sassolino del sorriso. Esatto. Come sempre, il gioco lo sapete, lo trovate e lo portate su un'altra vetta. No? Sì. Via si parte. It can't be over. Percorso in cresta eccezionale. Allora, noi eravamo praticamente qua, abbiamo fatto questa bellissima cresta panoramica, una cosa incredibile, ma non è finita, perché poi andando avanti abbiamo ancora tutta questa parte fino ad arrivare a quel puntino bianco, non so se vedete, che è la panchina, e da lì poi scenderemo giù a valle verso il paese. Il percorso è una cosa strepitosa, veramente bellissimo.
Siamo alla fine del percorso, allora salitone iniziale che ci porta su fino alle creste, poi da lì un gioco di sali e scendi incredibile con un panorama a 360 gradi. Il sentiero è ben segnalato, quindi non c'è pericolo di perdersi, è consigliato per escursionisti esperti, dato che ci sono 2 ghiaioni da superare e tanti punti esposti. Noi a questo tracciato qua gli diamo un 10 perché ci è piaciuto veramente tantissimo e vi ringraziamo di essere arrivati fino qua. Iscrivetevi al canale, zaino in spalla e al prossimo giro. Ciao a tutti, grazie.